Vale 1200 spettatori. Voglio, ma che stai dicendo? Ragazzi, qui adesso stiamo per assistere al furto di una motocicletta. Il video della motorina viola che veniva rubata potrebbe essere la mia. E lei? L'altro giorno hanno arrestato un ragazzino che mi sono cresciuto. Questo è quello che succede a Napoli. Guarda, l'ultima volta abbiamo ritrovato anche, vedi, la storia di questa moto in live. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Ancora una volta qui lunedì sera siamo in live. Vi ricordo che iniziamo le nostre live alle 19:30. Stasera reagiremo a un video un po' particolare. Il furto di una moto, qualche altra clip di incidenti, polizia. Avete visto la intro e sicuramente vi sarete gasati. Adesso non ci resta che andare a vedere. Siamo in compagnia di diversi amici, come potete vedere. C'è Luca, c'è Antonio, c'è Davide, Marco e dietro le quinte abbiamo anche Alessio, lo conoscete come Dark Lele. C'è anche Alessio e anche mamma che è dietro le quinte. Voglio specificare che tutti i contenuti ragazzi sono stati girati con una Insta360 cam che ancora ad oggi io vi consiglio sempre. Vi lascio ancora una volta il link in descrizione, lo trovate sotto tutti i miei video. È una cam che personalmente dà tantissimi risultati ragazzi. Dice Luca che l'ha comprata, la utilizza e davvero tanti. Ma si viene stasera, tu non fai scema e si te sbatto coro, tu te le avasa. Basta. Non so se avete visto bene. Ma secondo me lui non ha visto bene. No, guarda, c'è la municipale. Guarda Raffaele. Vedete con la gamma accesa. Il problema ragazzi, io con questo ragazzo l'ho conosciuto e sono contentissimo perché ad oggi posso dire che ha cambiato un po' la testa e mi ha scritto, c'è voluta una sera con Valentino sinceramente. mi ha scritto un messaggio bellissimo, è uscito con me, ha fatto il pazzo, ci siamo divertiti. Ha capito però che tante cose che ha sbagliato, l'ho notate, gliel'ho detto. Lui ha detto no, non mi interessa, è stato riluttante, cioè ha detto che cazzo vuoi? Poi dopo qualche giorno mi arriva il messaggio su WhatsApp, ragazzi, un bellissimo messaggio. E posso dire che realmente mi ritengo fiero di questa cosa perché penso di avergli cambiato il pensiero. E ha iniziato a fare molte meno stronzate per strada. E questo sicuramente gli servirà a portare la pelliccia a casa. Bravissimo, per la vita. All'Anigrimi stava per investire. All'Anigrimi stava per investire. Ah, beh, ti stava anche per investire. Ragazzi, questa è la scena più divertente che vedrete oggi. No, ma il bello è che adesso lui Si chiama. e l'è passato con il rosso, tranquillissimo lui. Lui è quasi emozionato, lui si guardava le donzelle. Ma io non le ho guardate proprio. Io non le ho guardate proprio. Luca, col casco. Cosa può succedere? Si spegne la moto, ok, va, impenna, le ragazze cadono. Luca si avvicina e dice: Insomma, come siete belle? Siete pronti? Qua guarda il telefono e guarda l'ultima volta. La colpa a me. È andata la colpa a me. Giuliano ero convinto. Ma che sei stato tu a Ma venire là. aspetta, cioè è bellissimo, non capite Davide? Il bello è che gli ha dato la Ha colpa dato a la colpa lui. a me, che io andavo dritto. Ma si vede palese che si guarda le ragazze. Ma guarda lo Va, sterzo della moto. Ti sei girato? Tu qua sapevi con lo sterzo già girato. Qua l'hai messo dritto Gira verso mentre di le me. guardavi e sei partito. Boom. Ma più che altro nella gamba di Manuela. E dà la colpa a me, pagamela così. Boom. Ma poi devi vedere, guarda io come lo guardo. Ah, perché tu Guarda, già l'avevi io già l'avevo capito, guarda. Mi giro. Guarda, vedo la motocicletta. tipo terrorizzata. E lui vedi? I colleghi a fianco. Ragazzi, adesso arriva la parte seria. Ragazzi, qui adesso stiamo per assistere al furto di una motocicletta. Sono 3 ragazzi quelli che vedete qui. Ma ragazzi, possono avere, secondo me, penso nemmeno Dai 14 ai 16 anni. 16-17 anni massimo. Questo è quello che succede a Napoli. Ci sono tanti ragazzi che stanno prendendo strade sbagliate. Si trovano a vivere situazioni del cazzo perché viviamo in una città che non ci dà nulla. Non ci dà
la possibilità di poter emergere. Il lavoro è difficile da trovare e quello che trovi è sottopagato e in condizioni veramente disumane. Si trovano aziende, si trovano situazioni, ma nulla che ti permette di dare una svolta alla tua vita. E tanti ragazzi, veramente mi rendo conto di tanti ragazzi, perché lo sapete, io sto sempre a contatto con voi, vedo ragazzini che conosco che stanno facendo percorsi di vita, stanno finendo nella cocaina, stanno finendo in strade sbagliatissime, e immagino un ragazzino del genere che lo vedi 17 anni, poi adesso vedrete anche la scena, che si sciocca, si terrorizza così, e quindi io veramente sconfortante ed è brutto. Cioè, dimmi anche voi che avete visto la scena, tu già conosci, tu non conosci il sono video, totalmente tu l'hai d'accordo. vissuto in prima persona, tu fai il militare. A Napoli mo si può dire che ne vedi di tutti i colori, tutti i giorni. Ragazzi, veramente questo è quello che più ci sconfigge in questa città. Sembra che non abbiamo una possibilità, non abbiamo nulla per noi, zero opportunità. Adesso ci guardiamo la clip, ma rimanete connessi fino all'ultimo perché dopo vi spoilererò un progetto, ragazzi, al quale ci tengo tanto. Stiamo raggiungendo il nostro traguardo ed è un progetto che impegnerà tutti quanti noi e magari è un riscatto sociale per tutti quanti noi e per la città di Napoli. Ragazzi, non bloccherò la scena, ve la faccio vedere tutta, poi andremo a commentare le varie parti. Da posto. No, veramente sono senza parole, cioè mi viene il freddo addosso, ragazzi, ed è brutto, 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 brutto. Anzi, se qualcuno riconosce la moto, non so se è stata ritrovata, fateci sapere anche come stanno, cioè se è stata ritrovata o altro. Veramente sono sconfitto da queste cose, cioè io non ho parole perché... Come ha detto Valentino, a pensare che questo ragazzo Ma doveva tu l'hai stare visto il sabato video? sera a mangiare una pizza con una ragazzina o un amico, è brutto vedere che per fare un 50 euro altro... Ragazzi, cioè qua stiamo parlando che un SH rubato si vende a 200 euro. Cioè questi ragazzi rischiano la galera. Qua le persone si buttano per strada, rischiano la galera per 200 euro a settimana. Cioè questo è il problema di fondo. Vuol dire che qua un problema c'è di fondo, lasciando stare l'ignoranza, lasciando stare quello che le persone non capiscono. Ma io veramente no, mi c'ho il freddo se l'ho visto 50 volte queste clip, ma ancora una volta mi rimetto nei panni del genitore anche, o di se non è seguito, che ne so, boh, magari può darsi anche che è una buona famiglia. Ragazzi, ci sono tantissimi. L'altro giorno hanno arrestato un ragazzino che mi sono cresciuto. Tu che stai dicendo? Hanno arrestato, ragazzi, un ragazzino benestante di famiglia, una famiglia, una bravissima famiglia. Le strade sbagliate perché ha iniziato a frequentare le amicizie sbagliate. Un ragazzo che porta motorine e motocicletta, bravissimo, fortissimo. Cioè, stiamo cercando di fare qualcosa di diverso a Napoli. Abbiamo trovato un terreno dove stiamo facendo una scuola di motociclismo. Sarà un'associazione sportiva dilettantistica e quindi, ragazzi, sarà aperta a tutti, anche a chi non ha possibilità economiche, quindi anche a chi ha 0 euro. Poi vi presenterò il progetto, vi presenterò tutto. Gli sponsor sosterranno tutto quello che c'è da sostenere. Poi chi avrà la possibilità potrà sostenere. Ci saranno tanti veicoli nuovi, belli da provare, da utilizzare. La struttura sarà pensata come una scuola calcio. Oltre a quello ci saranno tanti eventi che organizzeremo, giornate, test, prove di frenato sul bagnato, lezioni private. Si faranno tante attività, però quello che noi abbiamo pensato per i ragazzi che non hanno nemmeno la possibilità di poter magari intraprendere un percorso in pista o di poter andare a girare anche solo una volta, un solo turno, faremo questa scuola come una scuola calcio, quindi 2 o 3 volte a settimana vi recherete in sede. Saranno 3 ore di lezione che si alterneranno tra attività fisica con una palestra, perché per andare in moto bisogna essere forti e bisogna avere ed essere allenati. Comunque mi sono un po' emozionato, ragazzi, quindi oltre a ciò si farà teoria con un istruttore certificato e poi ci divertiremo con la parte pratica. Sì, ragazzi, avete capito bene, avrete una moto a disposizione e tutta l'attrezzatura per proteggervi, per imparare e per imparare a fare anche tutto quello che è in più. Anche se già sapete guidare la moto, faremo... Ragazzi, basta spoiler.
poi ve lo presenterò Stai ancora dicendo meglio più in troppo. avanti, sì. Già è tutto il progetto. Basta. Riguardiamo la scena e andiamo di nuovo a riesaminare quello che è successo per capire bene, ragazzi, come sono andate le cose, per capire il tutto. Davide si stava infilando Spostalo in alto nel a traffico. Ragazzi, ci Ragazzi. vorrà il vostro supporto. Ci vorrà il vostro supporto, ci vorrà il supporto di tutti per questo progetto. Io ci sto investendo tutto me stesso. Veramente ci sto mettendo tutto me stesso, tutti i soldi, tutti gli sponsor, tutto quello che poteva essere il mio 2024 lo sto dedicando a questo progetto e spero di riuscire a fare qualcosa veramente per tutti quanti noi e per la città di Napoli. Ragazzi, la scena come va? Davide si stava infilando nel traffico. Diciamo che taglia leggermente la strada al ragazzo. Questo ruba e non la sa nemmeno guidare la moto, perché nel momento in cui l'amico, per scansare Davide, si scansa, e qui ragazzi non vi posso far vedere lo sguardo, non vi posso far vedere altro, mettetevi anche nei miei panni, perché non voglio rovinare la vita a questi ragazzi, già ce l'avranno rovinata di loro. Magari ditemi anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate di questa cosa, ma lo so, personalmente li denuncerei, ma andrei solo ad aggravare ancora di più quella che è la loro posizione, perché vi ripeto, era sabato sera, le 10 di sera, questi ragazzi dovevano mangiarsi un panino con la fidanzatina o tra di loro, non dovevano di certo stare qua a rubare una moto per 200 euro, vai a vedere. La macchina e stava anche cadendo. Davide qua gli dice tutto a posto e lui, ragazzi, fa una faccia, come la fa? No, era Ma io sbarra la faccia, cioè scioccatissimo, terrorizzato. terrorizzato, e secondo me questo ha pensato, questo ha capito, Sì, sì, sì. perché questo lui, immaginava. infatti dalla faccia che voi non potete vedere, lui quello ha pensato, lui ha detto mi hanno sgamato, e infatti lui zitto qui prova a mettere la moto a folle, scende molto tranquillo, la spinge, continuava a guardarlo ragazzi, ma nel panico più totale, e qua eccolo run. Veramente ragazzi, è una cosa che è scioccante. Ma l'hai vista anche tu? Da mamma, entra in live, veramente. No, entra, dai. Da mamma, cosa pensi di quello che hai appena visto? Da mamma posso pensare che mi auguro che sia una famiglia che abbia bisogno di qualcosa, abbia bisogno di aiuto Però ti posso dire una cosa, lo sai bene. Così un ragazzino di quell'età. Lo sai bene, io non ho mai, sono stato anche io, per sé abbiamo frequentato tutti quanti, buona parte di noi la strada, sappiamo cosa vuol dire vivere a Napoli, vivere una realtà come Napoli. E sappiamo, io e te siamo cresciuti da soli, abbiamo magari tante difficoltà che abbiamo affrontate insieme, io non avendo papà magari forse potevo prendere strade diverse, mi è capitato di frequentare persone sbagliate, tu sei stata la prima a dire uè, cosa stai facendo, ma io ci sono caduto con i miei piedi dentro, l'ho capito, sono stato io intelligente a redimermi e ad uscire magari da strade che forse erano sbagliate. Però aspetta, quello che io penso è che questi ragazzini ad oggi non hanno veramente nessuna opportunità, perché quello che hanno è il nulla e vedono solo il bello sui social, vedono magari solo chi ha una vita bella, chi fa questo, chi fa quello, e vogliono questo stile. Si vive di apparenza, sì. Si sono persi i valori. Ci può essere qualcosa di diverso, perché mo per dirti, quella persona che ho detto prima, quel ragazzino nominato, il padre gli poteva dare 1000 euro al giorno, soldi che gli uscivano dalle orecchie, è andato a delinquere per molto meno, per una questione di immagine, ragazzi, perché secondo me lì è uno stato mentale, o sei un coglione dentro, perché parliamoci chiaro, cioè là sei coglione dentro, perché la persona che di famiglia c'hai soldi, non ti mancano moto, non ti mancano macchine, non ti mancano motorini, hai tutto, soldi firmato, di marca, eccetera, vai a delinquere. Per cosa? Per la fama. Vedi, alla fine si è reso conto stesso lui. Ma nel che si è momento reso conto? della Ma paura. quello si è cagato Ok, sotto. ok. Si è cagato sotto. E mi auguro che non lo faccia Ma più. io mi auguro che si è cagato sotto. Ma il problema è che questi ragazzini, cioè quello, perché secondo me Davide non se ne è nemmeno reso conto. Chi l'ha guardato le clip poi a analizzare. Cioè, ma perché nella scena, quando l'ho visto correre ho realizzato, là ho capito. viviamo in un paese del cazzo proprio, quello è il punto. Perché un ragazzino di 16 anni deve pensare a altro, non può pensare a rubare a moto.
troppo. Non ci sono parole per spiegare quello che succede, cioè, a Napoli. Per questo spero tanto di poter rilanciare, magari con la nostra community, con quello che stiamo facendo. Siete in tanti a scrivermi: Vale, ad oggi sei cambiato tanto nei contenuti, nelle cose. È proprio perché sento il peso di una responsabilità. Quello che dobbiamo fare adesso è di cercare di portare un po' di qualcosa di sano su Napoli. Ragazzi, qua ci vuole il vostro supporto in questo progetto, veramente. Il supporto di tutti, sia economico che nella condivisione, morale, nel venire a frequentare la scuola, perché se potete frequentare sarà una cosa accessibile, ragazzi. La scuola calcio penso è accessibile a tutti, e anche i costi saranno quelli di una scuola calcio, perché io cercherò e mi sforzerò al 100%. Tutti i miei contratti 2024 gli sponsor li sto incentrando su quel progetto e serviranno per voi, cioè per mantenere le moto, la benzina, per mantenere i costi di realizzazione del progetto. Mi sto impegnando per andare a parlare al comune e, ragazzi, spero veramente di riuscire a fare questa cosa nel più breve tempo possibile, perché magari un ragazzino simile può evitare un percorso o una strada simile. Ma pure ai raduni, quante volte vengono ragazzini forti, che impennano, fanno, dicono senza casco, ragazzini che magari non hanno nemmeno la patente per poter girare su un motorino del genere, magari non hanno una famiglia come molto forse presente alle spalle, e quindi magari essere noi quella famiglia, quindi creare un posto nostro dove sostituire. Per me non saranno le 3 ore della scuola, ragazzi, noi saremo lì dalla mattina alla sera. Io sposterò il mio ufficio lì, quello che vedete qui lo sposterò tutto quanto lì, e io dalla mattina alla sera sarò lì. Chiunque vorrà venire verrà lì, e lo sapete, come le porte di casa mia sono aperte a tutti quanti voi. Ho sempre fatto vedere dove abito e tutte le volte mi ritrovo qualcuno fuori casa e ho il piacere di conoscervi, di parlarvi, di stare con voi e dedicarvi tempo. Però lì, una volta che faremo quello, dobbiamo spaccare tutto, perché veramente lì avrete le porte aperte, potete venire, creeremo un posto nostro per tutti, dai 2 ai 99 anni. Bellissimo, bellissimo, grazie ragazzi delle belle parole, veramente siete voi la mia forza. Io ad oggi, quando ho iniziato il canale, ho litigato con mia mamma, ho litigato con Carlotta, e mia mamma mi stava cacciando di casa, sentite il suo sì da sotto, perché io ho lasciato un posto indeterminato, e ragazzi ad oggi è il mio lavoro e quindi vi devo tutto. Cioè, se io sto qui e sto lavorando, intrattenendo voi, non c'è cosa più bella. Io mi sveglio la mattina col sorriso e lavoro con le moto, lavoro per voi, per una community. Da quanti anni in poi si può venire a fare le prove? Ragazzi, sarà aperta dai 2 ai 99 anni, realmente non ci sarà limite di età. Ci sono degli sponsor che metteranno a disposizione i veicoli per tutti quanti, quindi non vi preoccupate. Poi quando vi presenterò il progetto vi presenterò anche i veicoli del caso. Io poi tanti sono stati con te anche off camera, e tanto buon cuore, credimi, fra, grande Jenny. Un giorno me lo auguro per te, quando avrai un figlio so che sarà fortunato ad avere un papà come te. Ce ne sono veramente pochissimi così. Fra, io ho avuto la fortuna di non avere un padre. Ti ho detto tutto. Questa secondo me è la mia fortuna più grande. Ho avuto una mamma che mi ha fatto da padre e da madre. C'ha 2 palle così, non mi ha fatto manca niente, e ad oggi io la reputo una fortuna la mia. Spero veramente di poter offrire tanto a mio figlio. Tanto, tanto, tanto. Abbiamo reso famosa la personaggio, ragazzi. Siete i migliori, veramente mi sto commuovendo. Però mamma Pezzi si prende colora che te ne vai di là e starai sempre di là. Invece no, ragazzi, stava un poco esultando. Esultava dietro le Sì, quinte. ragazzi, perché sono Perché? fiera di quello che è oggi. Sono veramente Perché fiera di quello che sta facendo. Anche se nonostante non condividevo questo mondo virtuale, vieni più però vicino, perché magari non ti sento. Ragazzi, io Non veramente mi condividevo sto questo mondo virtuale. mortificando. sinceramente emozionante. sono fiera, veramente sono fiera di quello che è. Che lavoro facevi prima di YouTube, ragazzi? Facevo il cuoco. Ho fatto il cuoco per 6 anni. Lavoro tosto, a Napoli si fa sentire perché sono tante le ore di lavoro. Ho lavorato a nero per anche 16-17 ore e anche per 20 euro al giorno. Mi ha Bello, mandato a oggi. lavorare anche con un piede rotto. Sì, ragazzi, mi ha mandato a lavorare veramente anche con un piede rotto, perché vabbè, in quel momento meritavo di dover lavorare Col piede rotto. col piede rotto, perché stavo facendo le mie cazzate, stavo prendendo la strada sbagliata e dovevo avere un attimo, prendere di nuovo, riprendere un focus. Ho fatto il cuoco, ho ripreso la mia strada e adesso ad oggi siamo qua che ne parliamo. Siamo insieme e io mi sto emozionando per questo progetto, perché già so che veramente ci divertiremo tantissimi tutti quanti noi. Il video della motorina viola che veniva rubata potrebbe essere la mia. Ma che stai dicendo?
Ed eccola qua, la moto in questione è questa qua. E la tua moto, praticamente, vale 1200 spettatori. Voglio, ma che stai dicendo? Voglio, ma che stai dicendo, ragazzi? Guarda che sta succedendo. Va giù, quanti seguiti? Stai sovragischiando. Ma che dici? Ma che dici? Ragazzi, non ci credo. Oh, Che siamo schianto. terzi in Italia, veramente. Quarti in Italia. Quinti in Italia. Quinti in Italia, ragazzi. Si meglio Cerrone. Cerro, scusa, scusa, 1400 spettatori, oh. Cioè, dai, è bellissimo. Vale, vai su WhatsApp e vedi se la moto che ti ho mandato ti è familiare. Si è comprato quella moto che hanno rubato? Sì. E lei? Era di un cliente di papà al quale facemmo un motore. Cioè, assurdo, vedete? Abbiamo ritrovato anche, vedi, la storia di questa moto in live. Stai sopra Alberto Nasca. Sto sopra pure Alberto Nasca. No, per qualcosa, sto ridendo non perché, anzi, io stimo soprattutto Alberto Nasca, lo stimo tantissimo. Però ve lo giuro, mi sto prendendo qualche soddisfazione su qualche youtuber che mi ha dissato un paio di volte. E chi vuole capire capisce, ma vaffanculo. Bellissimo, veramente. Comunque se vedi nel video la moto si spegne quando lui sbatte contro la macchina. E non la riesce a pedalare. Sì, sì. E la lascia là. Perché si blocca col La cambio moto, là. la moto stava camminando. No, ma quella la moto stava in moto, la moto stava in moto. Quello lui cosa è successo? Semplicemente secondo me se l'è fatta spegnere sotto e se vai a vedere non la sapeva riaccendere nemmeno con la pedivella. E se vai a vedere. Ma lui ha visto che mi fermavo. Ma quello lo sai come sta la cosa? Quei due davanti che erano più grandi, che stavano sul KTM, erano il palo, gliel'hanno sbloccata loro, gliel'hanno accesa, nettamente da coppa e cammino. Che se lui andava nei cazzi storti, quelli davanti stavano sulla moto con la targa, puliti, a posto e tranquilli, e lui andava nei cazzi storti. Com'è? Infatti quella moto per accendere la spinta ci vogliono 4 persone. Lo so, quella moto c'ha tantissima compressione, stai parlando di un 550, bello compresso. Ma che te ne fotte, l'importante è che non ti fai fermare. Ragazzi, non è così, perché non ridete, non scherzate, perché soprattutto noi che viviamo a Napoli, viviamo in una città difficile, magari vedi, se scappi da un posto di blocco, possono pensare che in quel momento tu stai rubando quella determinata moto, o che puoi avere un'arma, o che puoi avere della droga, e questo comporta in una reazione dei carabinieri magari anche spropositata, perché ci sono stati amici che perché per scappare dalla polizia in un luogo e in un periodo che a Napoli c'erano delle determinate situazioni di pericolo anche per la polizia stessa, si è ritrovato ad essere tamponato. E ragazzi là non ne avevano il consenso, ma ne avevano il consenso, perché quel mio amico era senza targa sul motorino, come parecchie volte si trovano tanti motociclisti a girare con la targa chiusa perché magari scoperti dall'assicurazione o altro. Era senza targa sul motorino, in quel momento stavano facendo la guerra a pianura. Questo mio amico c'era solo un Runner 182 tempi, tutto preparato, c'è proprio i mezzi che all'epoca qui a Napoli si usavano per fare determinati tipi di reati, un mezzo molto veloce che si infila, si fa e dice, e questi si affiancarono, fermati un attimo polizia borghese, e via accelerai e se ne voleva andare, lui accelerò e se ne andò, poliziotto il punto è che, capito, cioè si è trovato in questa situazione, quindi sempre meglio fermarsi, tanto qualsiasi cosa si chiarisce. Cioè, vi ripeto, i poliziotti come i carabinieri sono persone come noi, e se tu li sai prendere, cioè li prendi con criterio, capiscono la situazione, Che dire, secondo me penso è arrivato il momento di staccare anche noi la live. Penso è passato di sì. un bel po' di tempo, noi ci rivediamo sicuramente lunedì prossimo alle 7:30 in live. Noi ci becchiamo alla prossima live e al prossimo video. Ciao!